Benvenuti tifosi del Napoli. Se siete nuovi qui lasciate un mi piace al video e iscrivetevi al canale per restare sempre aggiornati sulle ultime novità del Napoli. Andiamo al video. Nell'anno dello scudetto venne acquistato Giacomo Raspadori, il colpo di scena per il futuro del calcio italiano. Il classe 2000, però, ha sempre avuto poco spazio da quando veste l'azzurro. Soprattutto perché non ha mai trovato un sistema di gioco che gli piacesse. Con Luciano Spalletti era talvolta decisivo, ma Antonio Conte lo usa con parsimonia. Tuttavia, come evidenziato in un'intervista rilasciata ai canali ufficiali della nazionale italiana, Raspadori ha 24 anni, non si sente più giovane e chiede più spazio. Secondo la Gazzetta dello Sport, infatti, l'attaccante che recentemente ha rivendicato più spazio si è proposto indirettamente anche alla Roma nei giorni scorsi. Nonostante il rifiuto del Napoli di salutarlo a gennaio, scrive il quotidiano, l'attaccante classe 2000 è ancora in attesa di una soluzione e i giallorossi, a differenza della Juventus, possono rappresentare una soluzione perché visto l'inizio disastroso di stagione oggi non lo sono. Un concorrente dei partenopei, un altro nome che circola in questi giorni per rinforzare l'attacco della Roma a gennaio, è quello di Beto, dell'Everton. Luca Marchetti di Sky, via Radio Marte, ha parlato del futuro del Quica Kvaratskhelia e del possibile rinnovo con il club italiano. Ieri ho incontrato Zaccardo, intermediario del trasferimento del Kvaratskhelia al Napoli, al gran galà dell'Assocalciatori. In senso positivo, penso davvero che ci possa essere un riavvicinamento tra le parti. Con Cristian ho approfondito nella notte la questione. Razionalmente c'è un interesse comune a rinnovare il contratto, soprattutto perché il ragazzo sta facendo molto bene a Napoli e non c'è nessuna intenzione di creare divergenze. Protagonista ed è al centro di un progetto che con Conte potrebbe rivelarsi vincente. Credo che il problema non sia tanto lo stipendio, per il quale si possono accorciare le distanze, ma il valore dell'entourage di Quica di dover rinunciare a qualcosa, ma vorrei che lo stesso valesse anche per il club, che non può vincere su tutti i fronti. Tieni presente che l'inclusione di una clausola non significa che Kvaratskhelia intenda andarsene prima o poi. Il georgiano sta bene in azzurro e non è sicuro di partire, quindi può essere letta anche come un'opportunità. L'era De Laurentiis insegnava che pagando la clausola lasciava tutte le parti soddisfatte in passato. I trasferimenti più importanti sono stati quelli di Cavani, Higuain e Lavezzi con la clausola. Insegnano che senza clausola le trattative per la vendita a prezzi importanti fallivano. Nei giorni scorsi, proprio in relazione alla ricerca di un difensore, nell'orbita del Napoli si è fatto il nome di Danilo. Il difensore brasiliano è in scadenza con la Juventus e non rinnoverà il contratto. Le sue prestazioni di inizio anno sono state chiaramente insufficienti, al limite del disastroso, ma 3 mesi non possono cancellare quanto di buono ha fatto in carriera e anche in bianconero. Un leader esperto, 33 anni, che ha vestito anche la maglia di Porto, Manchester City e Real Madrid. Un calciatore che ormai conosce bene la Serie A e che sa essere protagonista nello spogliatoio forte della sua esperienza. In casa, Juventus, gli spazi si riducono, così come la considerazione che ne deriva, motivo perfetto per rilanciarsi per un'ultima grande avventura, questa volta al Napoli. Il giocatore sa che sarebbe un'alternativa al titolare, ma troverà Antonio Conte particolarmente motivato ad allenarlo. Da qui la voce, pubblicata anche dal Corriere dello Sport, che vorrebbe la Juventus intenzionata a proporre uno scambio agli azzurri, che coinvolgerebbe anche Jack Raspadori. La dirigenza napoletana, però, non sembra avere alcuna intenzione di accettare. Conte non vuole indebolirsi a gennaio e non vuole mandare un giocatore come Jack in un club rivale nella corsa al titolo, e non ha metà stagione. Nonostante gli spazi limitati, il Raspadori continua a essere un'arma importante anche a partita in corso e quindi l'ipotesi di scambio potrebbe fallire prima ancora di iniziare. Bisognerà trovare soluzioni alternative. Qual è la tua opinione, tifoso del Napoli? Danilo è bravo al Napoli. Voglio sapere la tua opinione nei commenti. Metti mi piace al video e iscriviti al canale Forza Napoli sempre.